È un disegno di legge già approvato dalla Giunta ormai un mese fa, sul quale abbiamo avuto ampia discussione con le associazioni di categoria, con i sindacati, con ANCI, UNPIM, UPI, e quindi abbiamo avuto una condivisione che si è manifestata anche oggi in questa prima commissione, e di fatto il disegno di legge della Giunta dice che si mantengono tutte le funzioni non fondamentali in capo alle province, compresa la polizia provinciale, comprese tutte quelle funzioni che oggi erano in discussione. Quindi lasciando quell'autonomia che è giusto che sia provinciale e pagandone il rispettivo conto economico e finanziario, già impegnato nel bilancio 2015 per 28 milioni e mezzo e nel pluriennale 2016-2018 per 40 milioni. Quindi un segnale importante anche dal punto di vista politico sul piano occupazionale, perché vengono garantiti tutti gli stipendi del personale oggi messi in discussione da un disegno di legge, che è la legge stabilità 2015, e da un DL cosiddetto Madia approvato nell'agosto scorso, che aveva messo in seria difficoltà l'impianto delle province. Con questo, diciamo, piano occupazionale garantito, discutiamo dal 1° novembre, dopo l'approvazione in Consiglio di questo disegno di legge, su tutta la razionalizzazione dell'impianto, che dovrà coinvolgere ovviamente l'area vasta, i territori, i sindaci e le province interessate.